Il Veneto che vogliamo è lo slogan scelto da Coldiretti Veneto, che ha riunito qui a Padova al Palageox gli associati e soprattutto in platea ha portato i candidati alle elezioni regionali del Veneto. Andiamo a sentire le voci dei protagonisti. Carlo Salvan, presidente di Coldiretti, oggi avete avuto l'opportunità di confrontarvi e di presentare le vostre istanze ai candidati alle elezioni regionali. Che cosa ne è scaturito? Un confronto assolutamente costruttivo, civile, democratico, ma anche concreto. Noi abbiamo sottoposto un documento corposo, frutto dell'ascolto dei nostri soci e delle nostre aziende sparse in tutto il Veneto, da Belluno fino a Rovigo, da Verona fino a Venezia, per dire a questi candidati che abbiamo un settore agricolo strategico e fondamentale in regione, ma che ha bisogno di tutta una serie di interventi e di misure per essere ancora più grande e competitivo. Quali sono le priorità, Presidente? L'accesso al credito, la gestione fitosanitaria, il trattenimento dell'acqua per metterla a disposizione sia per le nostre campagne che per le nostre comunità. Sono tutti e alcuni dei temi che si possono già imbastire oggi, per questo però è necessario avere risorse a disposizione, strumenti normativi e celerità nell'azione amministrativa. Roberto Lorin, presidente di Coldiretti Padova, oggi avete avuto l'occasione di porre le vostre istanze ai candidati alle elezioni regionali del Veneto. Voi di Padova che cosa vi sentite di chiedere ai politici, ai futuri presidenti o presidente della regione? Oggi innanzitutto è stata una bellissima giornata, un bellissimo momento assieme ai nostri soci, oltre 1500 soci che hanno partecipato. La provincia di Padova è una provincia importante dal punto di vista dell'agricoltura, con oltre 1,4 miliardi di euro di valore, sugli 8 miliardi a livello regionale. Abbiamo molti temi anche qui a Padova da dover affrontare, in primis uno in particolare il tema della fauna selvatica, soprattutto questo tema che in particolar modo colpisce la zona dei Colli Ugani. Lì abbiamo anche l'ente parco che sta facendo il suo lavoro, però è chiaro che dobbiamo dare risposte concrete ai tanti produttori che ci sono in questo territorio, che tra l'altro è stato insignito del MAB UNESCO, per cui un territorio che dovrà sicuramente crescere anche dal punto di vista anche delle presenze e della partecipazione turistica. Però a fronte di questo dobbiamo anche garantire la possibilità di reddito delle nostre aziende, che oggi purtroppo, parlavo prima appunto con un socio che era qui presente in sala, vive situazioni veramente di difficoltà a causa dell'attacco soprattutto di cinghiali sulle produzioni, in particolare sull'uva, ma anche per molti altri prodotti, per cui su questo noi faremo una grossa pressione, una grossa istanza. Poi altri temi sicuramente sono la valorizzazione delle filiere, abbiamo un tema in particolare anche quello della cerealicoltura da dover sostenere e tutelare, perché insomma è un grande patrimonio nostro italiano e chiaramente insomma vogliamo che anche la nostra regione sia attenta su questo tema, come anche è stato citato più volte il tema della bonifica, per cui una regione come la nostra che ha anche grosse problematiche per quanto riguarda la gestione territoriale del territorio, i consorzi bonifica diventano fondamentali per la gestione del territorio, non solo per la possibilità che noi abbiamo agricoltori di produrre, ma soprattutto anche per la possibilità di dare sicurezza idrogeologica anche al territorio e ai cittadini. Per cui questi sono alcuni di temi che abbiamo portato qui oggi e con i quali sicuramente andremo a confrontarci anche nel prossimo periodo e soprattutto con la prossima amministrazione, perché vogliamo far sentire la nostra voce su una regione che è importantissima dal punto di vista produttivo e sul fatto che insomma abbiamo anche tanti giovani che vogliono investire, vogliono rimanere nelle loro aziende agricole e dobbiamo dare una prospettiva futura anche per le loro attività.